gran bella partita dell'Udinese che vince e convince, perché comunque ha tenuto testa la Roma per 90 minuti, è stata una partita molto equilibrata, però l'Udinese è riuscita a portare gli episodi dalla sua parte. Filippo trova una vittoria importantissima, la seconda consecutiva, finalmente, perché ogni volta diciamo l'Udinese è chiamata alla prova del Nova, a confermare quanto di buono fatto vedere la domenica prima, e poi ogni volta puntualmente arrivavamo qui a chiacchierare da bar a parlare in realtà di un'altra partita. Invece molto bene, una vittoria molto importante, e quindi siamo qui a Neruda Caffè, che ringraziamo come sempre perché oggi vedo tutti di buon umore, caffè, brioche, tutto, perché oggi bisogna festeggiare, quindi ti do anche il caffè. No, liscio. Però volevo anche il macchiato, tutto, va bene tutto oggi, grazie mille. E siamo appunto qui, Filippo, a parlare di una bella vittoria arrivata con una buona prestazione secondo me di gruppo. Poi magari dopo andiamo a parlare dei singoli, ma difensivamente è tenuto bene sulla Roma. La Roma sapevamo che aveva qualche assenza, però dei giocatori che magari averli noi, e quindi una buona prova difensiva, una buona Udinese che ha tenuto sempre il copione della partita uguale, anche a livello di ritmo. Esatto. E poi dopo è arrivato quel gol di Ekkelenkamp, una deviazione, è vero, sì. Poi dopo ha fatto le prove, anche il tiro dopo, sempre su punizione, però in quel gol lì è arrivato a forza di cercare quella via lì. Finché c'è stato Davis in campo è stata una grande Udinese. Dopo inevitabilmente abbiamo perso metri e baricentro, ma fino al 70esimo cos'era? È stata una bellissima Udinese, ho rischiato poco, giocato sempre aggressivi, con grinta, pressato sempre il loro portatore, rischiato, ripeto, poco, e per una difesa come la nostra è uno dei pochi clean sheet, no? E quindi abbiamo fatto gol, ok, per un episodio che finalmente ci ha girato a favore, ma va bene così, bella partita, bella serata. Bene, ci voleva Udinese che vola 32 punti, sì. 32, io scherzando ho detto a Nani a fine partita, direttore, 32 sono tanti, io ho detto, cominciano ad essere tanti 32, e lui mi fa, ne mancano ancora 3 per la salvezza. Giusto, come sempre obiettivo prima è la salvezza, ovviamente ho fatto una battuta. No, però è vero, tu hai detto una bella vittoria, mi hai sottolineato purtroppo, io volevo cercare di rimanere positivo, ma tu giustamente sei andato sulla notizia purtroppo più preoccupante, che è Davis che si è fatto male. Ora, oggi farà gli esami, avremo l'esito, capiremo l'entità. Sembra più uno stiramento piuttosto che uno strappo. Dalle prime sensazioni bisogna fare gli esami, quindi non mi esprimo ancora perché è presto. È chiaro che però Davis ti toglie tanto, ti toglie tutto, un attaccante capace di fare il reparto da solo. Sì. La fortuna è che ritroviamo un Zaniolo che ha voglia di spaccare il mondo. Sì, ha voglia addirittura, ha talmente voglia che anche se lo fai giocare 3 minuti in meno si arrabbia, perché ha voglia proprio di giocare. Io ero proprio lì dove si scaldava, era veramente che fumava. Molto arrabbiato che voleva essere il primo cambio, proprio entrare subito, si vedeva che aveva... Però da quant'è che non c'è un giocatore così, che vuole così tanto giocare? Cioè guarda, che dimostra questo attaccamento. Ti dirò anche. Che un altro che voleva giocare, che lo vedevo sempre arrabbiato, era Bravo. Ecco, anche lui aveva voglia di giocare, però Zaniolo lo capisco, era diciamo la sua partita contro la sua ex squadra, però non si può neanche rischiare troppi minuti. Ma no? poi l'ha detto anche Rooney, dopo l'infortunio di Davis ho preso ancora più paura a buttare dentro Zaniolo. Perché ho detto, se mi si fa male anche lui, poi siamo veramente... No, cioè dopo aver perso Zanoli, abbiamo perso Davis, adesso chissà per quanto tempo. Questi punti sono veramente oro, perché vedremo chi metterà al suo posto. Abbiamo visto che Gueye ha fallito. Diciamo. Gueye non era la sua partita. Non è la sua partita perché non è un attaccante boa, diciamo così. Esatto, non è un attaccante che tiene su palla, quindi anche lì Rudin si avrebbe dovuto mettere prima a Baio, avrebbe dovuto saperlo, no? Infatti, anche se quei 5 minuti è entrato a Baio, due palloni è riuscito a metterli giù, mentre Gueye è un giocatore che va in profondità, non c'entrava niente con quella partita dopo l'uscita di Davis. Adesso vedremo cosa tirerà fuori dal cilindro il mister. Il mister tira fuori dal cilindro che ritorna a Zaniolo, quindi questa è una buona notizia. Vedremo in attacco, vedremo con Lecce cosa succederà, ma io mi voglio soffermare sulla partita, secondo me a livello difensivo ancora una volta una grande prova, no? Perché abbiamo sempre detto, però l'Udinese è la peggior difesa del campionato, la difesa che prende più gol, però poi ogni volta quando di reparto loro a parte... sono ordinati, è difficile veramente segnare a questa squadra, è veramente una squadra a cui quando sono ordinati di reparto, poi dopo quando sono disordinati fanno quelle ingenuità che ogni volta siamo qui a lamentarci, però quando sono ordinati di reparto
Abbiamo visto far fatica l'Inter, abbiamo visto far fatica il Napoli, abbiamo visto far fatica la Roma ieri. È un Udinese che comunque, anche coi quinti, che poi sono dei quarti, adesso non c'entra 4, però i 2 esterni, chiamiamoli così, quando si mette lì bella coperta, non riesce a creare occasioni pericolose. Ma la Roma, a parte il tiro di Mancini al 98esimo, perché insomma il recupero Non da finiva oltre un più, po'. basta Sacchi, fischia, Sì. dicevano. Cioè, io non ho visto altre, quella entrata in area di Wesley che poi ha fatto quel tiraccio, ma nient'altro. Cioè, veramente in fase difensiva siamo stati attenti, aggressivi nei posti giusti del campo, si andava a aggredirli già sulla tre quarti e non si arretrava come sempre, no? Ho visto un Solé sontuoso, Solé secondo me, ragazzi, sontuoso. è di un'altra categoria, è brutto da dire, ma rispetto a quegli altri in campo con la sua stessa maglia fa un altro sport. Pellegrini che avrebbe dovuto giocare dalla sua parte è sparito dal No, campo. no, è una roba clamorosa. Solé ogni volta mi sorprende, ho detto, non puoi essere così. Non puoi essere così dominante, non tanta puoi roba, essere così. tantissima roba. Christensen che deve ancora migliorare un po' nella gestione palla, però in marcatura è stato attento, a parte non era un avversario facile, male, anche era sgusciante. No, Quindi bell'attaccante lui. un 2 volte gli è andato via, ha tirato un 2 stecche che ha preso il giallo, dopo l'ha tenuto lì. Bertola ha fatto il suo. Questo centrocampo che prende fiducia, i 2 mediani, Miller e Carlson sempre più intesa, no? A me- Che è bello perché sono complementari, Sì, no? a me piace tanto sto Miller, ha fatto anche quella scivolata clamorosa a Sì. metà campo che stanno partendo in contropiede come missili. Ok, ha perso una palla sanguinosa, vabbè, ci sta. però ci sta, era anche stanco, ma a me piace molto sto Miller. E gli esterni? Gli esterni, cosa dobbiamo dire? Finché da fare la fase difensiva va bene, anche se fanno la loro miglior prestazione 6, 6 e mezzo. Una volta superata a metà campo però rimane il problema, non riescono a fare qualcosa in più. Zemura ci ha provato con 2 o 3 spunti ad accentrarsi, poi o scivola o sbaglia il passaggio, fa sempre la scelta sbagliata. Mentre Zibue proprio si ferma sulla linea di metà campo e finisce lì la sua azione, però sono stati ordinati in fase difensiva, quindi la sufficienza abbondante l'hanno presa. Ti ho fatto sta domanda perché mi collego all'altro grande tema di Udinese Roma, cioè la chiusura del mercato. Arriviamo anche lì, no? Perché ti ho parlato degli esterni? Perché è stato tanto criticato alla società il fatto di non essere intervenuta dopo la cessione, dopo l'infortunio di Zanoli, cioè non essere intervenuta. E il direttore Nanni ha spiegato di ruolo ne abbiamo 4, 5 contando anche Bertola, quindi fa Camarà, Zemura e Zibue, Bertola eventualmente il quarto, il quinto è Zanoli che non c'è e il sesto Arizzala. Arizzala. A me questa cosa che anche hanno deciso, noi abbiamo preso Arizzala, gioca lui, cioè in caso se c'è da far giocare per 15-14 partite quanto mancano qui alla fine del campionato, se devi buttare un esterno dentro, butti lui. Sì, perché siamo salvi. Ti dico che comunque apprezzo la scelta, perché se no, se tu devi prendere un giovane per poi farlo vedere il prossimo Io anno... capisco tutti questi ragionamenti, ma Zanoli come tornerà? Quando No, tornerà? Zanoli è finita la stagione. Ma dopo un crociato comunque, cioè, vedi anche Zaniolo, 2 o 3 stagioni, sono tanti giocatori che non è che rientrano 6 mesi e sei come nuovo, dopo sei un esterno, un giocatore di gamba. Io sul mercato sarei intervenuto perché non si sa come ritroveremo Il Zanoli. problema sai qual è? Che secondo me l'Udinese ha avuto una short list di 4 nomi. Il problema sai qual è? Che non c'era la qualità. Cioè, questo mercato invernale purtroppo ha dimostrato che non sì. c'era qualità. Infatti le squadre si sono fatte la guerra sui ragazzini. Sì, sì, I vari vero, Mlacic, Arizzale, eccetera, eccetera. Grandi colpi dell'Udinese. vero. Perché c'era proprio poca... L'Inter non ha comprato l'esterno. Nessuno. Cioè l'Inter che ha il problema Dumfries da settembre Sì, sì. non è riuscito a trovare Non un ci esterno sono, da Inter. non ci sono. Figurati l'Udinese. Quindi purtroppo era proprio anche un mercato povero. E secondo me, tutto sommato, adesso se vogliamo dare un voto, Al io mercato. ti dico, vuoi dare prima tu, vado prima io. Io ti dico, secondo me il voto dell'Udinese, dal mio punto di vista è un 5,5, ma non perché voglio essere negativo. No, un 5,5 perché comunque tu hai comprato 2 giocatori che sono più per il medio termine che per il breve termine, perché Mlacic è il sostituto naturale di Solé quando Solé Però andrà. mi hai dato tanti via giocatori in prestito. Per quello ti dico, non do 6 ma do 5,5. L'unica mia preoccupazione è, visti tanti infortuni, che non ci sia un problema numerico. Perché Ma tu adesso... anche ieri ti giravi verso i giocatori che si scaldavano e chi avevi?
c'era solo Zarraga, c'era Baio. La mia preoccupazione è proprio quella, cioè giusto mandare i vari Palmaiker, Bravo, Lovric, eccetera, eccetera, cioè tutti i giocatori che tra virgolette Goglicis che non rientrano più nei 15 che Runic mette in campo ogni domenica, li mandi a giocare, giusto? Però se li mandi troppi, poi dopo se c'è un infortunio di troppo... Dopo i 2 infortuni cosa fai? Capito. Adesso abbiamo perso Davis, Buxa, Paul Paccio non sa quando torna. È solo Baio. Aspetti ancora più Trotsky che rientri a centrocampo, perché comunque adesso Zaraga bravissimo a fare quel lavoro lì, entra e diciamo rompe un po' le righe, però non è che puoi pretendere a Zaraga, non gli puoi chiedere di fare il titolare. No, il nostro problema è quando giochiamo contro le squadre piccole. Vedremo a Lecce, quando noi dobbiamo impostare. Perché Zanolli era uno che ti spaccava le partite, usciva col cambio passo puntando sempre con gli 1-2. Sapete, Zibù è sulla destra, lui fa il suo compitino, ma le fasce sono bloccate. Vedremo a Lecce. Che voto dai tu? Al mercato? Sì. Gli do 5,5, ma perché hanno preso sto Mlacic che dicono che è un gran prospetto, altrimenti hai solo dato in prestito giocatori, preso nessuno, ho visto anche gli infortuni, forse era il caso di tenere qualcuno in più. Ieri ti giravi veramente verso i giocatori che si scaldavano e dicevi chi faccio entrare, a parte Zaniolo che aveva una voglia matta, sì. Non c'era nessuno sinceramente. Adesso la coperta è un po' corta, ma Runic confida che sia un problema solo di tempo, perché poi dopo quando rientrano Piotrowski, Zaniolo, eccetera, eccetera, il problema ma noi i titolari, insomma, mi sembra che ormai ormai Miller e Castro ci sono. Non si toccano. Poi se non si faceva male Davis, secondo me sarebbe stato Atta Zaniolo Davis e Kellycamp spostato a sinistra. O a destra. O andrà a destra. Adesso vediamo un po' come starà Davis, però è chiaro che quello ti cambia un bel po' gli equilibri anche, perché questo 3-4-2-1 funzionava tanto appunto perché c'era Davis davanti. Non vedevo l'ora di vedere sto Atta Zaniolo Davis. Oh, non siamo mai riusciti a vederli tutti e tre assieme. Prima si è fatto male a Tano. Finalmente ci mette sto 3-4-2-1 che lo aspettiamo da quando è arrivato, no? L'ultima volta a Parma dell'anno scorso proprio. Sì, non riusciamo. A rotazione si fa male. Vabbè, questa fa parte anche del calcio. Però vabbè, Mlacic è stato preso per giocare. Prospettiva di una futura cessione di Solé, penso. Questo sì, ma è stato preso per giocare, perché comunque anche la cessione in prestito di Goglicis ti fa capire che sì, tu hai nei 4 difensori, il quinto è lui. Quindi se deve entrare qualcuno, se lui deve andare a sostituire numericamente un infortunato, uno squalificato, dipende da Costa, perché l'anno scorso ricordiamo salvezza acquisita, da marzo in poi ha fatto giocare sempre quelli. Non ha dato spazio diciamo ai giovani, no? Vedremo cosa gli dice la società quest'anno. Ma io penso sia più che una questione di cosa gli dice la società, sia una questione anche di come arriva l'Udinese a quel momento lì. Io penso che adesso l'Udinese, secondo me, è giusto che non si ponga un obiettivo. Ma sai, adesso 2 partite ai Lecce e Sassuolo dove puoi capire il tuo destino, no? Se tu cominci a dire Lecce e Sassuolo devi fare 6 punti, cosa che tutti noi sappiamo che l'Udinese deve fare 6 punti. 4 sarei contento. Allora, tutti noi sappiamo che l'Udinese ha nelle gambe. Sei già salvo a metà Il problema febbraio. è che se questa squadra, tutte le volte che questa squadra metti un obiettivo, non ha la forza mentale di gestire la pressione dell'obiettivo che si è messa. Attualmente neanche numerica. Quindi, secondo me, questa squadra in questo momento non deve porsi obiettivi. So che è No, ma difficile. non c'è l'obiettivo Europa, ma l'obiettivo nono, 10° posto. Però se avevamo tutta la rosa con Zanoli e Davis. Secondo me, se te lo poni a febbraio, ti carichi di responsabilità e di pressione che questa squadra ha dimostrato che mentalmente fa fatica a gestire. Quindi meglio che tu continui a giocare così, spensierato, e poi fra un mese e mezzo, quando arrivano le ultime partite dove arrivi ai verdetti finali, allora lì vedi la classifica e dici ok, possiamo ambire a questo o a questo. Sì, solo che nessuno si augura di fare un finale di stagione come l'anno scorso. Salvi il 2 marzo e poi fino a maggio. Lì è stato il grande what if dell'anno scorso. Cosa sarebbe successo se? Non vorremmo nessuno rivedere una cosa del genere, sinceramente. Sarà, ecco anche qua, no? Il salto di qualità far meglio dell'anno scorso, perché alla fine si vede da queste cose qua, perché paradossalmente l'Udinese può raggiungere la salvezza ancora prima rispetto all'anno scorso. Il problema è come finisci. Sì. Vediamo lì, il salto di qualità lo vedi appunto come finirà questa stagione l'Udinese. Come finirà e che intenzioni hanno, se valorizzare i giovani, dare spazio a loro. Provare a vincere. O provare a fare più punti possibili. È vero, sarà un bel finale, anche ci divertiremo. Dai, adesso questa vittoria secondo me queste 2 partite decideranno un po'. Sì.
Però diciamo che questa vittoria ha dato un po' quell'ossigeno finale che serviva. Sì, questa è stata la botta per dire salvezza, dai, diciamo. siamo lì, Non facciamo calcoli, però siamo lì. serve veramente un harakiri clamoroso. Negli adesso. ultimi anni questa salvezza è 35, Sì, 36, tu sei quindi già a dai, 32, diciamo che insomma, a febbraio cioè anche lì non ci pensi più. Esatto. Adesso puoi divertirti e Esatto. vediamo se Udinese riesce a migliorare rispetto all'anno scorso e quindi è capace di sapersi divertire. E quella sarà una bella sfida che lanciamo noi a Runi e ci vediamo come... sono convinto che con questo 3-4-2-1 Mi è piaciuto la conferma del possiamo modulo, sai? divertirci. Ma sai perché? Perché secondo me sia Karlström che Miller gioca meglio a 2 Esatto. che a 3 in mezzo al E il campo. centrocampo sta più alto, no? Quindi Atta, meno compiti difensivi, è un po' tutto. vediamo, dai, diamogli fiducia, anche solo a Tazzaniolo che ieri secondo me ci possono far divertire. Sto che vediamo, dai. No, non essere così. No, dai, no, ti io volevo- ho fiducia, io ho detto, è giovane e tutto. Post Roma, arriviamo un po' di entusiasmo, ti porto ma Filippo. no, ma e io Filippo- ho l'entusiasmo che è un giovane che si farà, però al momento non può essere un titolare in Serie A. È molto grezzo, non ha l'esperienza, come mette il corpo, non riesce a prendere i falli. In certa maniera di giocare, se va sul lungo, servito in profondità, può fare il suo. Giocare a spalle alla porta non è ancora per lui, secondo me. È una cosa che deve imparare se vuole giocare a questi livelli. Quindi la partita di Lecce è già un bel banco di prova, perché è chiaro che Lecce Secondo me giocherà a Baio. potrebbe anche giocare a Baio. Il Lecce è una squadra che ti aspetta. Sì, madonna. E anzi, va in difficoltà se tu li aggredisci Ah, alto. io ho visto Torino-Lecce. Vabbè, quella non è stato un brutto spot per la Serie A, diciamo. Sì, sì, ma la difesa del Lecce è veramente imbarazzante, quindi insomma, vediamo, possiamo sicuramente dire la nostra. Bella questa vittoria, 1-0 ci voleva, ennesima big battuta, un Udinese che non ha paura di affrontare le big. Adesso appunto, come dicevi tu, bel crocevia Lecce e Sassuolo, perché sono due le classiche partite che ti aspetti che Udinese vinca e poi puntualmente la vecchia Udinese, speriamo non sia più così. Sassuolo a 3 punti da noi, frega. insomma, non è... Però il Sassuolo in casa, se dobbiamo dare i pronostici, Udinese Sì, parte favorita. Cioè le partite in cui Udinese parte in favorita di solito fa più fatica rispetto a Esatto. quando parte sfavorita. E lì Esatto. anche il salto di testa, no? Che ci aspettiamo faccia. Però ci godiamo questa vittoria, ci godiamo questi 3 punti. Assolutamente. E allora arriva il momento di vedere se io e Filippo saremo d'accordo con il migliore e il peggiore. Vai. Allora, io metto 3 migliori anche per l'episodio. E Kellenkamp ha corso, pressato, una bellissima punizione. Bel piede. Bel calcio. Un bel tiro, bel tiro. Mi è sempre piaciuto sto tiro secco che ha. E quindi i 3 migliori metto Kellenkamp. Tra i peggiori non è che sono stati tanti peggiori, diciamo che il voto più basso appunto è un 6, no? Sì. Io purtroppo lo do, non voglio neanche criticare troppo Gueye che quando è entrato non mi è piaciuto. Metto un titolare, perché all'inizio metto più che Zibue, metto Zemura. Così a caso. No, i due esterni che hanno fatto la fase difensiva e basta. Vabbè, con la Roma diciamo che aveva una partita prettamente difensiva Sì. da fare. Però Zemura ha sbagliato tutti gli appoggi davanti, come a Verona. Si propone, si prova, ma non ci arriva. Questa è la mia opinione. Mentre Zibue è stato più ordinato. Buona partita di Zibue, mi è piaciuto. Diciamo che se gli do 6,5 se dovessi dargli un voto, cioè non eccellente, però più che positiva, ecco, Sì, forse è il termine corretto. Il mio migliore, siccome tu hai detto è Kellenkamp, io dico Okoye, perché secondo me Okoye ha fatto 2 interventi belli, importanti, decisivi, ha messo le mani su questa vittoria. Ci voleva una prestazione del genere da parte sua, aveva bisogno anche mentalmente di una prestazione del genere da parte sua. Sono le parate che danno punti. Sono le parate che danno punti e sono le parate più difficili per un portiere che Inoperoso. giocando all'Udinese è abituato a ricevere tanti tiri Esatto. durante una partita. Esatto. In una partita dove paradossalmente contro la Roma non si era neanche sporcati i guanti, improvvisamente dover essere così reattivo ed efficace non era scontato, quindi questo dimostra anche le qualità del ragazzo. 2 belle parate, veramente. Sono contentissimo per lui, ci voleva questa vittoria, vedi? E quindi metto Coglie io tra i migliori. Il peggiore, io lo metto un po' così, ma non
perché ha giocato male, ma semplicemente per il comportamento metto Zaniolo. Ah, ok. Ma non perché ha giocato male, Sì, sì. cioè ha fatto la sua partita. Sì. Capisco anche perché non abbia tirato da 40 metri. Perché? Era il ginocchio che si era appena operato. Secondo me, io ho pensato da uomo, non da Invece giocatore. secondo me perché era sul destro. Però io ho pensato, tu c'hai la gamba destra, il ginocchio appena operato, devi calciare da 40 metri, quindi tirare forte, fare a freddo, boom, ha detto, va là. Secondo me Se invece fosse perché stato non si è sul fidato. sinistro, Esatto. che però era il ginocchio non operato, ma avrebbe lui è calciato. mancino, No, lui- anche quello ovvio, però secondo me anche il fatto che si era appena operato, secondo me ha pensato, ha detto, mi sono riscaldato male, perché l'hai visto, non si è riscaldato bene. Sono freddo, calciare a 40 metri più forte che posso, secondo me non è il massimo. Non si è riscaldato proprio, io ero lì, lui aveva sta palla in mano che voleva entrare e basta, sbuffava di continuo, è entrato, ha fatto quella bella giocata dove poteva anche fare il gol in contropiede, bruttissimo il gesto, a fine partita Rooney gli va a dare il 5 e lui gli fa con la mano vai ed è scappato dentro, Sì. quando tutta la squadra è andata sotto la norma. Non ha fatto la foto di gruppo. No. Ecco, questi sono ancora gli aspetti del Nicolò ragazzino. Ecco, no? Cioè Nicolò sta diventando un uomo perché sta diventando, uso il gerundio perché ha 26 anni. Sì, beh, quindi fa parte di un percorso di crescita anche del ragazzo, no? Al di là del giocatore, quindi sta diventando uomo e questi comportamenti da ragazzino quando li toglierà può diventare anche un leader, oltre che tecnico, perché lo è già, anche di spogliatoio carismatico di questa squadra, perché è chiaro che un Zaniolo così può anche prendersi delle responsabilità in più, anche all'interno del gruppo squadra, no? Quando fai così però, sai, tradisci anche un po' la fiducia dei tuoi compagni. Mi è piaciuto molto come Rooney ci ha risposto al caso Zaniolo, ha detto sì, da una parte mi piace questa voglia che ha di entrare in campo, di essere un giocatore importante per l'Udinese, cioè che va bene, a me piace che uno voglia contribuire alla causa, però si deve ricordare che siamo una squadra. Sì, però bisogna anche dire, avrebbe detto così anche se era un altro giocatore? Sì. Secondo me no, solo perché Zaniolo è nettamente il leader tecnico della squadra. Cioè tu dici se l'avesse fatto Atta? No, cioè anche su Atta, per esempio con l'Inter, sì. che hanno bisticciato, tra virgolette, cose di campo, nessun litigio. E come cose di campo quelle tra Zaniolo e Rooney, cioè non stiamo aprendo un caso Zaniolo perché si risolverà domani quando si rivedono. Anche con Atta ha detto sì, va bene che si è arrabbiato, però adesso gli parlo quando torniamo a allenarci perché non si comporta così. Io ti dico, a me va bene che Zaniolo abbia questa voglia di spaccare il mondo, bellissima, però devi capire anche che tu fai parte di un ecosistema squadra e questi gesti qua, anche se poi sono cose di campo, rimangono, perché adesso tutti noi, tu mi hai scritto subito, non finita la partita, Filippo mi ha scritto subito, caso Zaniolo è andato diretto ai spogliatoi, mi ha scritto altri 10 Filippo, tutti, ma cosa è successo con Zaniolo? Cosa ha fatto Zaniolo? Perché il tifoso non è riuscito neanche a godersi la vittoria, che purtroppo è stata... Avevamo due magoni, uno quanto sta fuori Davis e il secondo Zaniolo perché si comporta così. Cioè, capito? Allora, la era vittoria è evitabilissimo. stata un po' rovinata da queste due cose. Hai detto benissimo, era evitabilissimo, poteva evitarlo, quindi non è un peggiore dal punto di vista tecnico, è un peggiore caratteriale, ma nulla contro Zaniolo. Cioè, ti ripeto, a me è uno che si incazza perché, scusate il termine, perché gioca poco, a me gasa, a me Però piace. vinci, dove andare con la squadra sotto la Nord e Vai lì, fai la foto e dopo il spogliatoio dici quello che vuoi. Bravissimo, il spogliatoio dice mister, però la prossima volta mi fai giocare più. Sì. Però Avrebbe fai la dovuto foto, fare una scena diversa. Così che voglio... sono quei atteggiamenti del Zaniolo ragazzino che deve imparare a limare se vuole diventare un grande campione a livello anche di carattere. Anche perché sa benissimo che lui è il titolare, quindi perché... Da Lecce in poi gioca sempre lui. Perché arrabbiarsi in quella maniera che vuoi entrare? Stai vincendo 1-0. Si è appena fatto male Davis, conta anche quello, perché solo mettiti anche nei panni sei dell'allenatore. 20 giorni che ti sei operato, insomma. Veramente non riesco a capire sta scenata. Quando si sa benissimo che lui è titolare, è diverso da caso di altri dove non sa se entri o no. No, un lui conto è un giocherà Iker sempre. bravo che si arrabbia, Esatto. sono due casi completamente opposti. Sì. Detto questo, Zaniolo, cose di campo, nulla di grave, con Lecce tornerà a essere, speriamo, protagonista fin da subito, perché ne abbiamo Da bisogno. subito, dici? Ne abbiamo bisogno dei suoi piedini, Per me lo mette al secondo Ma tempo. anche se fosse il secondo tempo, abbiamo bisogno dei piedi di Zaniolo, soprattutto una partita come quella con Lecce, che sarà Esatto. difficile da sbloccare, Bravo. abbiamo bisogno dei suoi piedi. Detto questo, un chiacchiere da bar così, dinamico con Filippo, che ha perso anche metà sciarpa da quanto era emozionato per la sempre. vittoria dell'Udinese.
Noi finalmente torniamo di lunedì la prossima settimana, perché si ritorna a giocare di domenica alle 3 di pomeriggio, non ci credo più. Filippo, grazie per essere stato con me. Grazie a voi. Ci vediamo quindi lunedì per un altro episodio di Chiacchiere da Bar. Volevo fare giusto un saluto a Christian, piccolo grande cuore bianco-nero. Ciao Cristian!